Bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Dio si è fatto come noi, 114. Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di pace e gioia nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Quinto giorno fra l'ottava di Natale. Quinto giorno di Natale. Continuiamo a contemplare l'immensa bontà misericordiosa di Dio manifestata in Gesù, fatto uomo per la nostra salvezza. La bontà misericordiosa di Dio si manifesta anche in questo momento nell'Eucaristia, dove Egli nuovamente si fa presente e vive in mezzo a noi per riempire la nostra vita della sua grazia e della sua misericordia. Disponiamoci ad accoglierlo con fede e umiltà, invocando ancora una volta il perdono per i nostri peccati. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello? Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Onnipotente e invisibile Dio, che nella venuta del Cristo, vera luce, hai vinto le tenebre del mondo, volgiti a noi con sguardo sereno, perché possiamo celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, da questo sappiamo di aver conosciuto Gesù, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasioni di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Parola di Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Il Signore ha fatto i cieli, maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti, gloria del tuo popolo, Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Parola del Signore. Egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti, segno di contraddizione, affinché, continua Simeone, siano svelati i pensieri di molti cuori. Di fronte a Gesù non si può stare neutrali. O si è con Lui, o si è senza di Lui, contro di Lui, potremmo dire. Di fronte a questa proposta che il Signore Gesù ci ha fatto ancora in questo Natale, Lui che si offre a noi, che si presenta a noi come colui che viene a portare salvezza per tutti i popoli, luce per illuminare tutte le genti. Di fronte al Signore Gesù che si propone come l'Emanuele, il Dio con noi, colui che porta salvezza, luce, verità alla vita dell'uomo, ecco, di fronte a questo annuncio che abbiamo ricevuto, ciascuno di noi non può rimanere indifferente. O decide di fidarsi di Lui, oppure decide di non fidarsi di Lui. Ma a chi si fida di Lui, chi lo accoglie nella propria vita come luce, come verità, come via della salvezza, il Signore dà il potere di vivere la propria vita come figli Suoi per la potenza dello Spirito. Dona cioè di poter vivere la propria vita
conforme, come dice la prima lettera di San Giovanni Apostolo nella prima lettura di oggi, conforme nella propria vita alla vita del Signore Gesù. Perché? Se diciamo di aver conosciuto Gesù, dice l'autore della prima lettera di San Giovanni Apostolo, se diciamo di aver conosciuto Gesù, cioè se diciamo di avere fede in Lui, di avere avuto un'esperienza profonda di comunione con Lui, di avere una esperienza profonda di comunione con Lui, allora se è vero questo, è vero anche che osserviamo i Suoi comandamenti, osserviamo la Sua parola. Ma se io dico di conoscerlo, dico di avere fede in Lui, ma non osservo la Sua parola, non semplicemente ascolto, sento, ma osservo la Sua parola, lascio che i Suoi insegnamenti donatemi dal Signore Gesù attraverso la Sua parola diventino formativi per la mia vita. Li osservo, li prendo e li faccio miei. La parola che il Signore mi dona, ancora una volta la accolgo e desidero per la potenza dello Spirito che diventi carne nella mia vita, cioè che si traduca in uno stile concreto di vita conforme allo stile di vita del Signore Gesù, allo stile di vita del Vangelo. Allora, se accolgo Lui, veramente la mia vita viene anche trasformata sempre più per la potenza dello Spirito in Lui, mettendomi in ascolto della Sua parola e mettendola in pratica secondo le mie possibilità. Ed Egli viene a portare luce, viene a portare verità nella nostra vita. Dunque, anche oggi in questa Eucaristia il Signore Gesù si offre a noi. Si offre non con prepotenza, ma con molta delicatezza. La delicatezza e la tenerezza di un bambino. Si offre a noi e ci chiede semplicemente di fidarci di Lui e di accoglierlo nelle nostre braccia, nelle nostre vite, sull'esempio di Simeone, e poterlo dare e benedire il Signore, perché in Lui riconosciamo veramente il nostro Salvatore, colui che ha il potere di cambiare la mia vita, la mia storia e la vita e la storia di tutti gli uomini, perché Egli è venuto non solamente per me, ma per tutti. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del lavoro dell'uomo. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna. Lavami, Signore. Fratelli e sorelle, pregate, perché questa nostra famiglia radunata anche oggi nel nome di Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, dopo aver accolto la sua parola, che è parola di verità per tutti gli uomini, ora
ci disponga ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, accogli questi nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato. Tu, in cambio, donaci te stesso. Per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi, in alto il nostro cuore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa veramente buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui, oggi, risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza umana è assunta dal Verbo. La nostra natura mortale è innalzata a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, esultanti, proclamiamo la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Umilmente ti preghiamo, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore del mondo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Giuseppe, Angelina, Sergio e, nella tua misericordia, di tutti gli altri defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, Antonio di Padova, San Leopoldo, Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro. Signore, liberaci da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato, ma guarda alla fede della Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi, anche oggi invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. È nato un bimbo in Betlemme, alleluia, e l'universo
alleluia. È nato dalla Vergine, alleluia, alleluia. Insieme agli angeli adoriamo il Redentore con lieto cantico. Pastori e re contemplano, alleluia, il Salvator degli uomini, alleluia, alleluia. Insieme agli angeli adoriamo il Redentore con lieto cantico. I popoli si allietino, alleluia, il Verbo eterno e applaudino, alleluia, alleluia. Insieme agli angeli adoriamo il Redentore con lieto cantico. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che la forza inesauribile di questi santi misteri ci sostenga in ogni momento della nostra vita, per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono al servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, l'intercessione anche di San Leopoldo Mandic, scenda su tutti voi la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buona giornata a tutti. Prego.